Infatti ragazzo, io adesso allora, come ti ho anticipato, mi metto a lavoricchiare qui qualche giorno nell'area camper di Valvasone, che è gratuita, è semplice, tu entri in centro a Valvasone, guarda, ti faccio arrivare, arriviamoci assieme. Vedi che qua c'è il cartello, guardalo, quello blu e bianco, vedi che dice carico, scarico più che altro, che comunque quello è il cartello, no? Ti spiego. Poi là, nel piano che ci sono i dossi, vai dritto di qua e altro dosso che ha visto tardi sua mamma, molto mucca, tanto mucca. Beh, è semplice, dai, perché guarda, continui a avere i cartelli, vediamo però se i cartelli arrivano fino alla fine. Mamma mia, ok, dossi, sì, il pianetto, poi i dossi, sì, questi devasta camper. Beh, qua vabbè a destra, quindi diciamo tieni la principale. Ecco, quando vedi questo parco, vedi, lì c'è l'area camper, vedi c'è già 2 camper, ci sono già. Quindi, perché poi mi pare che non è più segnato, aspetta che vediamo, perché se è segnato non ha senso neanche che ti faccio il video. Ok, sì, è segnato, non ha senso neanche che ti faccio il video. Però vabbè, dai, ti ho portato in compagnia con me fino all'area camper, quindi vedi, trovi di nuovo il cartello, ti dice gira di qua, via Pasolini, se che sei in zona pasoliniana, c'hai il mega parco, vedi, con le giostre, molto grande il parco, il CP piace molto, CP approva questo elemento, corrente gratuita. Ah, ecco, dopo provo a attaccare il clima per vedere se mi tiene per quest'estate, acqua gratuita e tutto quanto. Adesso vado a caricare. Ma le sciorette che carina che si sono messe davanti allo scarico delle nere. Ah, guarda che ti faccio vedere come funziona, magari non hai un camper e vedi come funzionano le cose. Adesso sto caricando l'acqua, un solo serbatoio, perché tanto sto qui, quindi non ha senso riempirli tutti e due. Vedi, io il tappo a sgancio rapido, cosa succede? Semplicemente faccio clic con la gomma e si attacca, clic anche nel rubinetto, apri il rubinetto e basta. Tu mi dirai, ma col tappo così non va tipo in pressione o cose del genere? No, assolutamente. Adesso ti faccio vedere cosa succede. Intanto quando arriva quasi alla fine senti che inizia tipo a cambiare rumore, no? Adesso manca ancora, manca. Beh, in totale sarebbero 300 litri e voglia di riempirli tutti. Eccolo. Quando lui è pieno inizia tipo a fisciare un po' da qua e tu spegni subito il rubinetto. Ecco, no, si è staccata la gomma da troppa pressione, quindi riattacchiamo la mia bellissima gomma elastica, vedi, clic, tutto attacco rapido e vediamo meno pressione, non al massimo, beh, quasi, eccola, così dovremmo esserci. Come tempo per riempire l'ambaradam, secondo me più di 5 minuti. Adesso non li ho neanche cronometrati, si poteva cronometrare, ma è sempre relativo dalla pressione che ha il rubinetto. Puoi metterci un quarto d'ora come 5 minuti, insomma, hai capito? Guarda, abbiamo anche un vicino francese dalla France con un bel po' di umidità dentro, porca miseria. Cosa è il tetto attaccato col silicon? Guarda che roba. Dai, che mi sto pisciando addosso, cavolo, con tutta sto rumore di acqua. Vedi, arie sosta gratuite come questa, devo dire, in Friuli ce ne sono, perché ce ne sono veramente. In Veneto poche, conosco solo quella di Treviso e quella di Montagnana, che è abbastanza pericolosa, in provincia di Padova. Eccolo là che inizia a pisciare, vedi? Occhio, via, spegni. Tac. Semplicemente, ed ora ti metti in parte che potrebbe pisciare e stacchi qua, ecco, basta, vedi, e lui, se c'è un po' di pressione, butta fuori, hai visto, da questo coso qui, questo qui, basta, tutto qua, e piscia da sotto, quindi non succede assolutamente niente. Già che ci siamo, vedi, qui c'è anche il rubinetto dell'acqua potabile, quindi io mi riempio le 3 tanichette da 5 litri per fare la pasta e per dargli da bere al cane. Allora, le mie tanichette sono a qua. Eccole qua, vedi? 1, 2 e 3. Da 5 litri l'una, che sono molto pratiche, non solo per andare a fare riferimento ma soprattutto per l'utilizzo. Quindi io, piuttosto che averne una da 15 litri, preferisco 3 da 5, vai benissimo quando devi versare l'acqua nella pasta o il tè o quello che vuoi tu, insomma.
Bene, hai imparato anche questa. Tac. E adesso niente, andiamo a parcheggiarci nel mio posto preferito, che chissà perché è sempre libero. Sarà riservato al Singano ormai. E ti faccio vedere come ci si attacca alla corrente. Dopodiché proviamo subito a vedere se funziona il clima sotto queste colonnine o se saltano. Ah, mi ero dimenticato di spiegarti, di dirti. Allora vedi, ovviamente mi sto riferendo a chi non ha il camper o chi l'ha appena preso. Questa griglia che c'è qui dietro a me serve per scaricare le acque grigie e le acque nere. Le acque grigie sono lo sporco, diciamo, della doccia, l'acqua che viene giù dalla doccia, dal rubinetto della cucina e il rubinetto del bagno, mentre le acque nere sono quelle del water. Poi per chi ha diciamo la cassettina invece dello scarico, no, diretto, tipo quello dei miei camper, c'è quella specie di coso che tu apri lo sportello e svuoti dentro. È proprio una specie di serbatoio, no, che tu stacchi dal camper e svuoti lì dentro. Bene, via, apriamo qua. Tac tac. E qui abbiamo la mia bellissima borsa con i due cavi della corrente che possono prolungarsi e l'adattatore che non si sa mai per le prese di casa. Allora, questo è quello più lungo, poi qui ne ho un altro e poi guarda, vedi, qui ci sono i due adattatori, uno e il 2 ce l'ho dentro là, eccolo qua. Allora non puoi sbagliare perché da una parte l'attacco è maschio e dall'altro è femmina, quindi vediamo nel camper, vedi c'è il maschio, quindi noi, eccolo qua, gli attacchiamo questo, tac, faccia clic, questo lo chiudo per la pioggia e vediamo se ci arrivo alla colonnina, altrimenti devo usare la prolunga. Vabbè, una colonnina qui è più vicina, sì, andiamo su questa qua, è che così facendo, fammi vedere, se arriva un altro camper mi pesta sopra, quindi niente, gli attacco la prolunga. Qua, eccola qua, vedi? Io ne ho fatto uno cortissimo per quando ho la colonnina attaccata, uno lungo per quando la colonnina è più distante, e se è troppo distante li attacco tutti e due. Vedi, adesso abbiamo il maschio, quindi di qua troviamo la femmina. Questi discorsi un po' sessisti, ma si chiamano così le prese d'altronde. E voilà, come per magia abbiamo la misura giusta. Adesso qui abbiamo maschio e il coso è femmina. Perfetto, vedi, i conti torna. Troverai sempre un casino di ragnatele di ragnetti, questo in tutte le prese della corrente. Aspetta, io mi tiro giù qua per sicurezza. Sì, non dovrebbe c'entrare niente, però se io ho paura della corrente, quindi lo spengo sempre per sicurezza, lo attacco e poi tac, abilito. Adesso mettiamo il cavo in modo che non ci vadano sopra altri camper, che non dia fastidio. Eccolo là, perfetto, perfettissimo direi. Magari anche qua un po' fuori, che se piove, no, ma non dovrebbe piovere in questi giorni, casomai se piove, cioè, quello era da mettere in un posto un po' più riparato. Solitamente c'è chi ci mette sopra una scatola e lo rialza che non tocchi terra, però vabbè, se dovesse piovere poi vediamo. Comunque, prima che mi dimentichi, andiamo dentro. Ciao CP, ecco qua, vedi? All'interno del tuo camper ovviamente ognuno ha la centralina diversa fatta a modo suo, c'è una spia, in questo caso col simbolo della corrente, c'è anche scritto 220, e accesa. Prima era spenta, quindi ti dice ok, sei collegato al 220. Nel mio caso faccio prima vedere se il forno si accende, si è acceso, adesso anche lo spegniamo, e il frigo, vedi, va in modalità, vedi, corrente 220, perché l'ho messo in automatico, quindi si sposta, fa tutto lui. Adesso vediamo di accendere il clima, se mi ricordo come si fa. Allora, dovrebbe essere che prima lo accendi da qua, ok, ci siamo. Poi dovrebbe essere così, 22 gradi, ok, è già partito. Butta fuori aria fredda. Qua per il momento è ancora attaccato 220, quindi non sta, aspetta, in che modalità è? Che non sia riscaldamento. Ecco qua, mettiamo modalità clima, mettiamo anche 20 gradi, sì, esatto. L'aria non è ancora ghiacciata, adesso inizierà a farla. Ma la cosa importante è che qua non è saltata la colonnina, quindi quella è la cosa più importante per me. E 25 gradi all'interno, adesso andrà un po'. Intanto che lui va, vado a chiudere il mio gavoncino. Quindi dentro la borsetta, guarda che ordine, guarda che bravo che se Singano, mamma mia, che ordine Singano, lo so, sono Singano ordinato. Tac tac. Sì, è rumorosetto, in fase di
accensione, diciamo, finché quando non va in temperatura. Ecco, sta iniziando a uscire aria fredda e soprattutto non sta saltando la colonnina, buona cosa. Vedi questo clima, anche questo pulsantino per accendere queste inutilissime luci a led. Adesso vedi un po' sfarfallante perché per andare a 30 fotogrammi al secondo ho messo la GoPro e la macchinetta, la Sony, in modalità NTSC, quindi cambiano gli hertz e interpreta diversamente le luci artificiali. Oh, adesso si ragiona, adesso si viene fuori aria bella fredda. Bene, bene, bene. È bello perché avrebbe anche tante funzioni da imparare. Questa dovrebbe essere la temperatura che abbiamo adesso, 21 gradi, chissà dove va a trovare sti 21 gradi, cioè nel senso il sensore è qua o è nel clima. Beh. Queste sono le lucette, qua la temperatura per alzarla o abbassarla, qua c'è note, timer, set, cosa c'è? Beh. Non lo so, gradi centigradi eccetera, qua credo sia per impostare in automatico. E il mode c'hai, allora vedi la neve che è il clima, poi c'è il deumidificatore, ventilazione, riscaldamento e automatico. Mettiamo deumidificazione. Deumidificazione fa molto meno rumore, quasi spento, esce sia aria fredda. Ok, magari non a tutti può interessare, mi sono regolato le alette del clima che buttino verso il basso, quindi non inutilmente verso l'alto. Io adesso, guarda, sono sotto il letto, vedi? Sono proprio qua, inizia il letto e qua sento proprio l'arietta arrivare, non fastidiosa, ma sento l'arietta fresca arrivare qua che la spinge fino a qua. Quindi figata, fa rumore perché fa rumore, però a me sinceramente me ne frega niente. Poi una volta in temperatura, beh, ovviamente si abbassa. Bene, adesso l'ho spento anche perché non serve, era solo una prova, volevo lasciarlo 10 minuti. Sapete come si era raffrescato l'ambiente? Porca miseria, volevo lasciarlo 10 minuti solo per vedere se saltava la colonnina e basta. Rimetto qua il suo strafante, tac, e via. In compenso arieggio un pochino perché col discorso che magari non sempre sono dentro al camper, mi sposto eccetera, giustamente non essendoci zone sicure chiudi tutto, no? E va fatta cambiare l'aria. Allora questo è il mega finestrone, vedi il mega oblò panoramico che io adoro. Lo puoi tirare su sia così con le maniglie perché così viene dentro aria in corsa, no? Cioè invece di venire su così, viene su così un pochino, no? È una figata, anche se non l'ho mai usato e credo che mai lo userò, se no guarda c'è la manopolina e tu te lo alzi e arriva quasi a 45 gradi. È una strafigata. Adesso lo apriamo così, senti quanta arietta, non è aperto del tutto. Poi apro le finestrine. Le shades, stai attento se per caso ce le hai anche tu, vedi che hanno un bottoncino, attenzione, il bottoncino va schiacciato e poi si gira la levetta, ok? Questo ce l'hai su tutte, tac e tac, 1, 2. La cosa bella è questi braccetti, occhio, adesso chiuso, lo apriamo tipo al primo scatto, ok? Tipo scarosso dovevi aprire del tutto per chiudere, no? Qui no, guarda, fai piano, aspetta, com'era? Così, aspetta, eccolo là, vedi? E non serve andare all'ultimo scatto, puoi chiuderlo anche dal primo, figata. Poi altro da aprire, no, allora qui c'era un oblò, adesso c'è il clima. Però vabbè, anche inutile perché guarda, era attaccato all'oblò panoramico, quindi non avrebbe senso. Un altro oblò è nel letto, però adesso il letto è chiuso, quindi niente. Sì, dai, un oblò in bagno, cambiamo, che arieggiamo un po' anche il bagno. Apriamo l'oblottino del bagnetto, forse gli apro un po' anche la finestra, sì dai. Che un giorno non so se cambiarla perché vedi gli ho fatto sti crepi qua che sono bruttissimi, però sono solo sulla parte interna, su quella esterna no. Per carità, io adesso ho comprato della pellicola trasparente a specchio che scurisce leggermente, ma fuori vedi a specchio di giorno, di notte no, ma di giorno vedi a specchio, quindi ti dà anche la privacy, tu vedi tutto fuori ma la gente non vede te dentro e è una figata unica. Solo che per le pellicole nei vetri, non avendolo mai fatto, magari aspetterò che qualcuno che l'ha già fatto, sicuramente Mirko che fa le cose del tuning, magari mi dà una mano e lo mettiamo assieme. È un lavoro da 1 minuto, 2 minuti, però sai, se non hai la manualità dopo rischi di fare le bolle d'aria o far male i bordi eccetera eccetera, non farlo attaccare bene, quindi perché rischiare, insomma, ecco. Queste qua no, quelle del letto no, lasciamo chiuso, no, passa aria anche così. Dopo abbiamo
vabbè, avrei anche i finestrini davanti, quello lì della porta guidatore che è anche elettrico, cioè che troppi lussi sto Pullman per me, ovviamente a me andava benissimo anche quella manuella. E questi qua che sono fighissimi perché vabbè hai il bottone di sicurezza e si aprono a scorrimento sia sopra che sotto, puoi aprire o questo o quello o anche tutti e due metà e metà, è una figonata. Anzi, tac, uno già lo apro, questo qua e anche questo quasi quasi, dove è il bottoncino qua, eccola. Oh, che figata. Ovviamente quando si è sotto colonnina si mettono sotto carica tutti i tipi più impensabili di batterie, power bank e dispositivi elettronici, tipo anche il drone dopo devo mettere sotto carica, sì. Ah, ecco cosa, che siccome adesso mi sono scaricato il MAME, che è un emulatore di videogiochi, quelli di una volta, mi metto in carica le batterie ricaricabili. Ah, ma ancora queste da far fuori, quelle normali, ok, vedi? Ho tutte le mie batterie ricaricabili, sia le AA che le AAA. E il caricabatterie suo, aspetta, perché siccome col falegname dobbiamo ancora fare le famose mensole, io adesso non so neanche dov'è il suo caricabatterie. Vabbè dai, non ti annoio con queste robe qua, faccio brigo e desbrigo. No, appunto le batterie usa e getta sono scariche, perché di qua lampeggia e non vibra, qua era il pulsante di test del vibro. Quindi vedi, anche questi discorsi qua per risparmiare, avere meno rotture di scatole. Io queste vabbè erano in offerta, quella volta ne avevo preso una scatola da 100 batterie che adesso ho finito, ovviamente le butto via, praticamente si sono scaricate col tempo, quindi non le ho neanche usate, vedi? E io ho tutto ricaricabile, ragazzo, dai, zero rotture di scatole e non hai costi e le batterie sempre cariche, insomma. Eccolo qua che l'ho trovato, è il mio bellissimo caricabatterie. Questo ha l'alimentazione USB da qualche parte, eccola qui, e puoi caricare contemporaneamente 4 batterie AAA oppure 4 batterie con 4A, tipo le A, hai capito? In più qua dal display, adesso ti faccio vedere, ti dà lo stato di carica. Quindi torniamo qua nel casino di Shingano, prendiamo queste, cosa sono? Recharge, mi raccomando, assicurati sempre, perché non tutti lo sanno, non puoi mettere a ricaricare delle batterie non ricaricabili. Tu mi dirai sì vabbè, grazie al cacchio, che informazione è? No, più che altro attenzione, rischi che vada a fuoco tutto quanto, hai capito? Quindi può essere anche pericoloso, non è tanto per il fatto che non si ricaricano, è per il fatto che è pericoloso. Comunque tac, non importa se sono di marche diverse, non c'entra nulla, tac e tac, me ne avanzano ancora 1 2 3 4 5 6, ok, vabbè. Vedi, sei in una delle stazioni di ricarica di Shingano, quella anteriore, dove c'hai 5 prese USB, adesso ne ho ancora libere 2, altrimenti qui davanti avevo altre 4 porte USB che accendevi con questo piccio che avevamo già visto. Qui dentro c'avevo un po' di cavi, tra cui guarda che bello, mi sono messo il portacavi qua, quelle piccoline corti, che io mi attacco qua, tac, questo carica 2,4 ampere, tac, eccolo qua, vedi? E adesso inizia a leggere le batterie, inizia dalla prima, poi dalla seconda alla terza, eccetera eccetera, e poi ti dice anche lo stato di carica. Ecco, ora le ha lette tutte e 4, le sta caricando, vedi stato charge, carica, però sono tutte alla prima tacca, non vorrei averle perse perché purtroppo è da tanto che non le ricarico. Ricordati che più tempo una batteria sta a bassa carica, ok? Più hai speranze proprio di buttarla via, quindi speriamo bene. Ma che vada che femo reso di Amazon. Ho aperto anche il finestrone qua, oh ma che figata, non ero abituato perché Scarossa aveva quello scorrevole, bello avere il finestrone grande così, veramente bello bello, guarda, cioè vedere tutto libero, limpido, è un cacchio di figata, bello bello bello, proprio bello grande grande grande, vero CP? Cos'è che sei così depressa? Hai ragione, adesso dobbiamo andare a fare il giro, dai via 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 via. Quindi per cui davanti abbiamo riempito tutto a ricaricare. Qua ci sono le batterie in coda, qua anche se era pieno l'ultimo power bank che mi ha dato la Easy Hatch, gli ho messo comunque qui per mantenimento di carica, perché ha il pannellino solare integrato e quindi si ricarica là. Stavo pensando se si può mettere ancora un po' più indietro la retrocamera.
No, il cavo mi sembra abbastanza tirato. Ok, così è proprio nel piantone lì. Poi sì, le tende, quelle ci vanno davanti, ovviamente non dietro. Qua l'inverter che mi dice che sono attaccato alla 220, input 221, output 221, quindi è tutto perfetto. Le batterie sono in carica e sto usando il minimo, diciamo, di elettricità. E dopo il resto non so leggere altro di questo inverter, so solo che tanto fa tutto lui in automatico e fa anche la carica batterie. Devo dire una cosa, io so già che tu dirai ma cos'è, perché Singano ha quei gamepad, cos'è che ha detto il mame, cos'è il mame? Allora, ti ricordi, no, beh, sei la mia età, quando eri piccolo, no, nelle sala giochi o nei bar, nei ristoranti, che c'erano quei videogiochi a gettoni, no, nei cassettoni anni 70, 80, no? Ti ricordi Wonder Boy e quelle cosine là, il Tetris, no? E praticamente questo MAME è un emulatore per computer, c'è anche per Android, per Mac, Linux, eccetera. Comunque, vabbè, un emulatore che di solito è conosciuto per computer. Tu ti scarichi gratuitamente o illegalmente da certi siti le ROM, che sono, diciamo, i giochi in poche parole, e i BIOS degli emulatori di quei giochi, e giochi proprio tramite la tastiera o i gamepad a questi videogiochi qua, cioè c'hai proprio il pulsantino per mettere i gettoni e lo usi proprio come fossi in sala giochi. È una figata, è una vita che ci gioco. Diciamo puoi trovare, non serve neanche installarlo, significa portable, ossia basta che scarichi, lo avvii e funziona. Ce ne sono tantissime versioni, può essere molto complicato da far funzionare i giochi, come puoi avere la fortuna di, come ho avuto io dopo vari tentativi, di trovare quello già preparato con tutti i giochi già inclusi e quindi già configurato e funzionante, quindi tu ti scarichi quello e è già tutto quanto. A me più che altro premeva giocare a Bomberman, che io adoro Bomberman, è una specie di labirinto con l'ometto che deve mettere le bombe, è una figata. Provalo, è bellissimo. Ti dico, io di solito non gioco ai videogiochi tranne GTA 5, che ogni tanto mi serve per sfogarmi, e il MAME, sì, il MAME sinceramente è piacevole, vuoi che sono un po' i ricordi dell'infanzia, che ne so io, però è molto piacevole. Ah, il Surface, per chi mi chiedesse che fine ha fatto, eccolo là, è diventato la mia televisione praticamente. Vedi, qua nel letto a castello, quello sotto che io uso come divanetto, ci ho messo il porta Surface. Adesso trovi ancora un po' di buchi eccetera, perché lì ci va una specie di rinforzo con la curvatura per agganciarsi al frigo. È ancora tutto work in progress qua, ragazzo. Bon, però prima di andare via seremo i balconi di casa. Sì, lo so, CP, che fremi di andare. Adesso andiamo. Ultima cosetta devo farti vedere, guarda. Tac, guarda dove ho messo i cavi. Che figata, eh? Perché qui ho una stazione di ricarica, quindi qui ho i tre tipi di cavi, vedi? USB Type-C, l'USB vecchio e l'USB normale. Eccolo! Oh, baby, understand me.